aprile. Attraverso la notte tutto d'un fiato. Da quando è iniziata la quarantena ho più sonno di prima e il sonno è diventato più profondo. Mi isola dal presente. Non mi sveglio mai durante la notte e se mi succede mi riaddormento subito dopo. Attraverso la notte tutto d'un fiato dopo aver fatto magnifici sogni, anche se qualche volta inquietano. Attraverso la notte dopo aver ascoltato il grillo che già canta le sue lodi al buio, e la civetta in lontananza, testimone di un popolo di creature che animano lo spazio quando la luce se n'è andata. Piccole volpi abitano questa breve penisola. Le ho viste più di una volta passare davanti al mio cancello mentre si appropriavano di spazi che in tempi normali sono degli umani. Non scendono fin qui gli sciacalli dorati, preferiscono le colline brulle e sassose che circondano la baia. Ogni tanto arriva l'abbaiare dei cani randagi che vivono vicino. Lo ascolto e mi sembra allarmato, ma non so da cosa. E penso a lei, al cane colore arancione che ogni giorno vedo sulla spiaggia mentre dorme sul primo calore della sabbia. Non ha legami con gli altri cani né con gli umani. Dove andrà a ripararsi quando fa notte? Non mi serve un'ammaliante luna turca per provare ogni notte il piacere del dormire e del sognare. Non mi disturba il vento che soffia fra le palme del giardino e invita le onde a entrare in camera. Dormo, punto, senza turbamenti. La notte è un porto sicuro che mi ristora e non importa fino a quando. La notte ci guarda tra il fogliame delle stelle, bella notte silenziosa. Verrà una notte in cui non ci saremo e anche allora il gran turco canterà le sue antiche canzoni. Le mietitrici si innamoreranno accanto ai covoni e tra i nostri versi dimenticati, come tra le spighe gialle, un viso giovane, illuminato dalla luna, guarderà come noi stanotte quella piccola nube d'argento che si piega e appoggia la fronte sulla spalla dell'altura. Gianni Rizos. Buonasera, grazie a Anna Maria Refredi de Zan per questa suggestiva lettura che ci introduce alla presentazione del libro di Macri Puricelli, Diario greco in esilio volontario nell'Egeo, edito da All Rounds, appena uscito proprio. Grazie anche al dottor Alberto Laggia che seguirà e condurrà la presentazione di questo volume oggi. Avrebbe dovuto essere aperta al pubblico questa manifestazione che si inserisce nell'ambito della stagione Agimus in collaborazione con l'Ateneo Veneto, ma siamo grati all'Ateneo per averci comunque ospitato e per averci aiutato a ricreare un'atmosfera consona alla presentazione del volume di Macri. Macri, giornalista da 35 anni, filosofa, vive da un po' di tempo tra Atene, a 20 chilometri da Atene e Venezia. In realtà forse le origini sono veneziane, però in questo momento la sua casa è a Mogliano insieme con i suoi animali. Appassionata di cultura d'ampio raggio, appassionata di natura, appassionata di animali, appassionata della Grecia. L'incontro di oggi sarà un'alternanza tra il dialogo tra Macri e il dottor Laggia e alcune letture che ci verranno offerte da Anna Maria Refredi, scrittrice e soprattutto pittrice. Buon ascolto. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio l'Ateneo Veneto per questa occasione e anche per non aver voluto far saltare comunque l'appuntamento, perché penso davvero ne valesse la pena. Conosco Macri da
un bel po' di anni, e siamo colleghi e ci siamo conosciuti, o meglio, ci ha messo in comune, ci ha fatto conoscere una scuola di giornalismo, e lo voglio dire perché questo ha a che fare anche ha molto a che fare con il diario. Ci ha messo sulla stessa strada una piccola grande scuola di giornalismo che è la scuola Chiodi, che ha ormai oltre 30 anni di vita e che vede Macri e sottoscritto come ormai docenti un po' anziani, ma ancora docenti ai laboratori di scrittura. Oltre ai laboratori di scrittura, e questa è la cosa che ci avvicina lentamente a questo libro, a questo diario greco, con Macri teniamo da qualche anno, meglio abbiamo tenuto qualche edizione di un laboratorio particolare, non di scrittura giornalistica ma di reportage di viaggio. E cos'è se non un reportage di viaggio, anche se un viaggio un po' particolare? Lo definirei un viaggio stanziale, se Macri me lo permette, ma Diario Greco è davvero un reportage di viaggio sulla falsariga e sull'emozione, sull'onda di altri autori che so che Macri cita spesso nel nostro laboratorio. E volevo appunto partire da questo perché ha a che fare con la Grecia e ha a che fare con l'amore di Macri sia per il viaggiare, l'andare per mare soprattutto, che ovviamente la accomuna, anzi fortunatamente la accomuna al piacere e alla passione del marito e anche del figlio, quindi questa è una vera fortuna. E l'altro legame è quello con la scrittura. Quindi cosa c'è di meglio se non trovarsi in un esilio volontario, perché alla fine è stato scelto da lei e dal suo compagno di rimanere in Grecia nonostante iniziasse il lockdown anche lì. E che cosa c'è di meglio di poter alzarsi alla mattina e oltre le altre 2000 cose che Macri fa in una giornata, e in un capitolino del nostro libro lo racconta anche, ne ho contate 12, quindi e questo è l'ennesima dimostrazione che le donne sono multitasking. Io ne farei 2 al massimo e già mi lamenterei. Bene, lei alla mattina è riuscita sempre a scrivere questo diario, che è stato pubblicato e quindi non è nato in realtà come un libro, è nato come un semplice diario, qualche riflessione più direi approfondita più che meno, più approfondita che partiva proprio dalla situazione esistenziale in cui Macri si trovava a vivere, e quindi questa specie di esilio, buon ritiro, non so come preferisca definirlo, ma con un occhio sempre aperto, tipico del cronista, tipico del giornalista, è sempre aperto a quello che accadeva lì vicino. Lì vicino significa la spiaggia, lì di fronte alla casa, ma significava Atene che stava lì a 20 km, significavano i villaggi lì accanto, ma significava l'intera Grecia, alla quale ha dedicato parte di queste pagine. Anzi, io direi che il libro è molto bello perché in ogni diario si parte dal piccolo, dal local, per arrivare invece al globale. Il globale in questo caso è la Grecia, anzi il globale in questo caso è la Grecia e l'Italia e la pandemia. E quindi chiederei davvero adesso a Macri, come prima domanda che mi viene in mente di farle, che cos'è com'è che ti è nata l'idea di raccontare giorno per giorno questo tuo esilio volontario
sapendo appunto che non avevi in mente di fare un libro. Come mai questo diario e che cosa poi ti ha appassionato fino all'ultimo giorno? Perché sono 55 giorni, il 55 è anche un numero come dire esoterico, sì, che hai scelto per completezza, magari poi lo spiegherai pure, leggeremo anche il 55esimo capitolo. Ma che cos'è che ti ha spinto a raccontare e a raccontarti, a raccontare te e a raccontare la Grecia? Grazie Alberto, grazie all'Ateneo che, come ha detto Alberto, ci ospita nonostante questi giorni di lockdown. Grazie Anna Maria e grazie a Letizia. Cosa mi ha spinto? Per una giornalista, per una che vive di parole, scrivere diventa un modo per sostenersi, prima di tutto, per che mi rimanesse un segno, per passare le ore anche, no? Cioè, comunque vivevo, la mia casa in Grecia è in una penisola, appunto a 20 chilometri da Atene, che è abitata solo d'estate. Sono quasi tutte seconde case di ateniesi. E quindi un luogo molto isolato, una specie di campagna sul mare. Un cottage by the sea, l'ha definito un'amica inglese. E quindi mi trovavo comunque isolata, gli amici greci erano in città, ad Atene, non potevo raggiungerli, gli amici italiani erano in Italia e io avevo quel bisogno terribile che mi appartiene di comunicare. Dovevo comunicare quello che stavo vivendo e quindi non mi bastava comunicarlo in una pagina di diario che poi nascondo in un cassetto, non mi sarebbe stato utile, dovevo metterlo sul piatto e porlo come pensieri, come riflessioni, come spunti a tutti gli amici che erano lontani da me. Quindi questo libro, prima di diventare un libro, era un diario quotidiano su Facebook. Un diario che è nato così, per caso, quando mi sono resa conto che ero arrivata in Grecia qualche giorno prima del lockdown generale in Italia. Io sono sbarcata il 2 marzo, l'8 marzo qui a Chiuso e qualche giorno dopo ho seguito la Grecia. Avevo bisogno di confrontarmi, avevo bisogno di mettere insieme tutte le sensazioni che tutti noi vivevamo in quei momenti. È molto diverso, no, da quello che stiamo vivendo oggi con questo secondo lockdown. Non c'era consapevolezza, non c'era, semmai ce n'è adesso, magari un po' sì, però era veramente tutto ignoto, faceva paura e allo stesso tempo disorientava, ci trovavamo tutti confinati senza sapere esattamente fino a quando, nessuno ci aveva detto 3 settimane, a dicembre forse si apre, poi riaprirà, no, eravamo chiusi a capire quello che stava succedendo nel mondo intero, peraltro, non solo in Italia o in Grecia. Quindi ho cominciato così. E ogni mattina era un modo per me per fare il punto di quello che avevo sentito, avvertito il giorno prima. Piano piano è diventato quasi un impegno, perché molti amici, se vedevano che all'1 il post non c'era, cominciavano a mandarmi messaggi. Allora il diario. E mi ero resa conto che alla fine soddisfavo 2 necessità dei miei amici, ma forse anche 3. Una è di stare insieme, tutti insieme, di sentirmi, di non sapermi lontana e io pure. Il secondo era che ci confrontavamo su quello che ci stava succedendo. In fondo poter essere in Italia o in Grecia eravamo chiusi in casa, tutti nello stesso modo. Terzo, davo uno spazio di luce greca, di luce, di profumi, di odori, di rumori, di sentimento, che riempivano l'immaginario che noi italiani, e non solo noi italiani, abbiamo di questo meraviglioso paese. Quindi era un po' un punto anche per respirare qualcosa di diverso, che non fossero le immagini terribili che gli amici vedevano tutti i giorni alla televisione, no?
E questo è nato in questo modo. Dopo, un po' alla volta, quando verso la fine, anzi direi forse oltre quel post numero 55, c'è stata proprio la necessità che tutto ciò fosse riunito dentro uno spazio ben definito, che solo la forma libro ti può dare, no? Io scrivo, voglio fare questo libro perché voglio ricordare come eravamo. Non pensavo, mentre scrivevo, che sarei stata qui a presentarlo a Venezia in un secondo lockdown. Non lo pensavamo, anche se tutti eravamo assolutamente consapevoli, ce lo dicevano. La Spagnola ha avuto più ondate, era effettivo che sarebbe arrivata, però non lo sapevo, neanch'io. E quindi mi fa veramente una certa sensazione strana aver racchiuso qua tutti quei ricordi, quelle riflessioni che ora è quasi devi rimettere in moto, e in modo, oserei dire, più difficile di marzo, molto più difficile. A marzo eravamo ignari, adesso c'è quella che Leopardi direbbe la coscienza infelice, no? Però se devo riprendere un concetto dei tanti che hai detto, forse davvero leggendo queste pagine, noi che eravamo dall'altra parte dell'Adriatico e un po' più, come dire, guardavamo altri mari, le tue parole quotidianamente erano come dire un racconto che ci faceva evadere. Non so se ti piace la definizione, ma potrebbe essere, è un diario di evasione nel vero senso della parola. Tu poi postavi anche delle foto, ed erano in genere foto sempre molto bucoliche, molto agresti, oppure foto di marine, foto di mare, di isole. Di Grecia. Di Grecia, esatto, di Grecia. Io dicevo l'altra sera, ieri sera a Macri per telefono, apri il diario ed esce il vento, poi esce la salsedine, escono i raggi del sole, escono dei profumi inebrianti, e non a caso l'ultimo capitolo è intitolato Basilico. Esce la natura, ancora prima che la cultura esce quella che è la Grecia nella sua grandezza e forza della natura, è quella che noi italiani forse conosciamo meglio e apprezziamo perché turisti. Però questo è l'aspetto, se vogliamo, più, permettimi, superficiale. Poi ci sono dei livelli che sicuramente sono più profondi, perché lo dicevo prima e lo ripeteva Macri, non si parla soltanto della natura, della spiaggia, di questo luogo che è luogo di seconde case degli ateniesi, ma il diario racconta di persone, racconta di un paese. Ecco, allora, se prima lo definivo come un reportage di viaggio, direi che lo potrei anche definire anche un'ottima guida per chi non è mai stato in Grecia. No, ma non una guida turistica, perché evidentemente non ha nulla del turistico, ma è una guida per capire la Grecia con l'occhio di un'italiana che viaggia, con un'italiana che ama il mare, e con l'occhio curioso, a tal punto che nel giro di pochi mesi, forse questo, non so, era il suo secondo o terzo viaggio importante in Grecia, pensa di imparare addirittura la lingua, che come voi sapete non è una lingua qualsiasi, ma è una lingua che ha un alfabeto diverso dal nostro, e quindi ha un'ulteriore difficoltà, è un po' come imparare l'arabo.
e a meno che non si sia di studi classici, il greco e quindi l'alfabeto greco per noi è sconosciuto, no? E Macri a un certo punto, così appassionata di questo paese, ma soprattutto appassionata secondo me dei rapporti con le persone, che ha cominciato a ragionare, a dire beh, voglio imparare anche la lingua. Ci parli di questa gente che tu chiami per nome? Ci sono tantissimi personaggi, no, che brulicano in questi diari. Parlaci un po' dei greci. Chi sono in realtà quelli che tu hai incontrato? Che persone sono? Tanto c'è da dire che, come succedeva in Italia, agli italiani e in molti altri posti del mondo, anche in Grecia non ci si poteva muovere più di, mi pare, 500 metri, però se si era fuori città ti lasciavano anche andare un po' oltre, se eri in spiaggia, se eri in un posto comunque non con tanta gente. Quindi le nostre giornate in questo edificio di appartamenti vuoti, in cui c'eravamo solo noi e i nostri animali, l'unico momento di socialità, che non era quello di andare a fare la spesa, era questa lunga passeggiata lungo la spiaggia, che avevo la fortuna di avere proprio sotto casa, che ho ancora, in cui incontravo, siccome uscivo sempre alla stessa ora per abitudine e un po' perché dovevo portare fuori il cane, anche lì c'era la possibilità, non l'autocertificazione, ma bisognava mandare un SMS a un numero speciale in cui dici esco a portare fuori il cane, proprio come è successo qua e succede ancora. Quindi su questa passeggiata io incontravo sempre tanta gente con la quale negli anni precedenti avevo cominciato a salutarmi. I greci sono molto affabili, sono come noi, quando si dice una fazza, una razza, spesso è vero, è proprio vero. E quindi ogni mattina era Calimera, il lunedì era Kaliev Domada, buona settimana, ogni primo del mese era Calomina, buon mese, perché queste sono assolutamente, bisogna rispettarle. Non si dice Calimera se è il primo del mese, Calomina, va bene? Quindi ci si salutava. Poi c'era ogni tanto qualche timido inizio di chiacchierata, e questo era soprattutto, voglio parlare di un incontro, non ne possiamo dire tante, ma soprattutto con un signore della mia età che, quando aveva capito che eravamo italiani, come molti greci, si era infervorato. I greci amano molto gli italiani, come noi amiamo i greci, loro amano molto gli italiani. Questo soprattutto nelle isole del Dodecanneso. Noi siamo stati in Dodecanneso, per inciso, oltre 20 anni, però ciò ha significato che abbiamo mandato via i turchi, e questa è stata una grande e bella cosa per i greci. Quindi ci sono grati, almeno per questo. Quindi trovavo sempre qualcuno, e un signore che ci sentiva parlare italiano ha cominciato veneziana, anch'io sono stata a Venezia. Per 2 anni, prima del Covid, ci siamo scambiati solo queste cose, e basta, e ognuno continuava per la propria strada. Durante quella primavera del Covid abbiamo sentito il bisogno, mascherati e a 3 metri di distanza, di fermarci, cosa proibita, anche lì, di fermarci e di dirci finalmente chi eravamo, dopo tutti questi incroci. Ed è stato molto divertente, perché scoprire che lui, Stavros, era uno dei bellissimi greci riccioluti corvini che abitava Venezia negli anni 70 durante il regime dei colonnelli, quando, chi ha la metà probabilmente se lo ricorda bene, quando venivano a studiare qua d'architettura, altri andavano a Padova a fare medicina, farmacia, altri scendevano a Parma per fare veterinaria o Bologna, ma tanti erano venuti e vivevano qua, c'era una piccola comunità, d'altra parte
Venezia è sede di una delle più grandi, importanti, profonde comunità greche, quindi c'è questo richiamo storico. E quindi è stato divertente, quasi assurdo, scoprire che avevamo amici in comune, che lui parlava un po' l'italiano, io parlavo un po' il greco, ci correggevamo a vicenda ed era stato un po' come ritrovarsi in questi brevi scambi di chiacchiere durante la mattina, esclusivamente durante la mattina della passeggiata, sentirsi anche meno soli. In fondo uno dice: sono in Grecia e non posso andare da nessuna parte, non posso andare a vedere le meteore, non posso andare a Salonicco, non posso neanche più salire all'Acropoli, non posso fare niente, perlomeno incontro le persone, parlo, cerco magari di praticare questa lingua così ostica e allo stesso tempo così straordinaria e molto divertente da imparare. Ecco, sulla lingua devo dire che se non ci fosse stata internet, se non ci fosse stata la rete che ci ha aiutato tutti noi ad avere uno scambio, avrei dovuto sospendere le mie lezioni di greco. E invece ho potuto continuare a farle via Skype, oppure ci sono stati dei momenti di sessione multipla con tanti altri reclusi in giro per il mondo. C'era un architetto di Losanna, un'architetta di Losanna, uno scrittore di Tel Aviv, c'era una giovane giornalista di Tokyo. Poi da un'altra parte del mondo non mi ricordo, sì, una insegnante delle Canarie, e ci trovavamo tutti insieme in rete a fare conversazione in greco con una maestra greca che sovraintendeva. E devo dire che ci sono certi momenti che ho benedetto la reclusione, perché mi davano la possibilità di dedicare tutto questo tempo senza che nessuno mi corresse dietro perfino a queste cose così strane. Ma col tempo aurista come sei messa? Male. Anche con il parataticos. Devi ancora... No, non solo, con tutte le eccezioni sono messe male, sì. E anche con la pronuncia. Alcune parole sono veramente impronunciabili per noi. E invece sono pronunciabilissime altre parole che hai scritto in italiano e che ascoltiamo magari... Alcune parole, in un secondo brano. Mentre Anna Maria arriva a leggere, alcune parole molto bello aver trovato la connessione con Venezia, tipo pironi, piron, forchetta, carecla, carega, per non parlare di alcuni detti che vengono dalle vicende della Serenissima in Grecia e che sono rimaste nel nostro dialetto. Uno per tutti, andare a Patrasso. Poi semmai spiegherò cosa vuol dire. 11 marzo. Mi devo abituare a questa nuova dimensione. Tutto d'un tratto ho tempo, perfino per sedermi davanti al mare e pensare. Sono nel posto giusto. Sono nella patria del pensiero e della filosofia, intesa non tanto come disciplina intellettuale, ma come esperienza vissuta. Dovrei riprendere in mano qualche libro e iniziare un esercizio spirituale alla maniera antica, magari esercitarmi a una diversa dimensione del tempo, oppure imparare davvero a vivere solo nel momento in cui vivo, nel presente, come se avessi solo questa lunga giornata davanti a me e non ci fosse nessun futuro. Devo cercare di vivere nel miglior modo possibile, elevando consapevolezza e pensiero fino a poter percepire il mistero del mondo in tutta la sua completezza. Parole grosse, e magari anche vedere nel piccolo spazio attorno a me quella bellezza che di solito mi sfugge. Una sfida, lo so bene. Questo virus ha rotto lo schema di ogni controllo, soprattutto l'ingenua credenza di essere padroni del mondo. Mi accorgo, proprio io, che coltivo la solitudine come un seme prezioso, che tutto è stato troppo pieno.
che ho bisogno di liberarmi, di spogliarmi, di ascoltare, di fare silenzio, di trovare o ritrovare uno spazio interiore che possa essere vuoto. Cosa posso vedere dentro di me che vada al di là di tutta questa paura che ammorba il mondo? Devo abbandonare il pensiero razionale? Magari leggere meno i giornali? Come sempre avviene anche in un reportage, in un diario, un reportage che apparentemente parla di altro, si parla di noi stessi, e c'è tantissima Macri il suo pensiero, le sue riflessioni, le sue meditazioni, le sue abitudini, c'è tantissimo in questo, e come sempre un libro, un diario soprattutto, svela forse più del paese in cui si è, del luogo in cui si è, svela chi si è in realtà. E quindi chi non conoscesse Macri ha modo, leggendo il diario, di conoscerla di più. Ma invece, tornando a fare il giornalista, mi ha colpito, l'ho già detto prima, adesso preciso, e vorrei che Macri ne parlasse un po' di più. Mi ha colpito l'attenzione che Macri ha messo nel evidenziare i problemi, le questioni, le emergenze di questo paese, pur rimanendo segregata in quel posto. Leggeva tantissimo, si informava tantissimo ed ha descritto questo paese, che è un paese particolare. Io mi sono preso due o tre, come dire, numeri per dire che cos'è la Grecia, e poi lascerei la parola a lei. È un paese che ha 11 milioni di abitanti, di cui un terzo che vive ad Atene e nell'Interland ateniese. Il 7% sono stranieri provenienti da altri paesi, dalla Turchia e da altri paesi europei. Una caratteristica particolarissima è questa: con le sue 13.600 chilometri di coste, è il terzo paese al mondo in rapporto a territorio e costa più ricco appunto di affaccio sul mare in assoluto. E poi un paio di curiosità: sono il popolo più conviviale, perché è quello che sta più a pranzo e a cena dopo i francesi e gli italiani. Quindi ecco, le somiglianze con l'Italia ci sono. E è il paese che ha il consumo pro capite maggiore di olio. Noi siamo al terzo posto, qua si inverte la classifica, e i greci sono al primo con 20 litri d'olio all'anno. E l'ultima caratteristica è una terra di armatori, è il primo paese al mondo per numero di imbarcazioni, un paesino piccolo tutto sommato, perché la Grecia non è grande, ma che vive sul mare, ma non solo, anche sulla montagna. Bene, tu hai evidenziato almeno un paio di situazioni che erano distanti da te, ma che vale la pena ricordare. Cioè, la Grecia è uno dei paesi attraverso i quali passa la cosiddetta rotta balcanica. Noi la dimentichiamo perché ci sfiora, perché la rotta balcanica passa al massimo per Trieste, ma quasi tutti i migranti che passano per Trieste poi non restano in Italia, ma si allontanano. Qual è la sensazione? Che cosa ci puoi raccontare? Che cosa hai di quelle cose che tu hai descritto sulla situazione dei migranti e come anche i greci vivono l'accoglienza? Non mi pare che fosse e che sia tuttora un paese che ha i porti chiusi, tutt'altro, però c'è paura, c'è molta paura, perché il Covid, per esempio, è entrato anche nei campi profughi. Ce ne vuoi parlare? Come dice Alberto, io comunque sono una giornalista, sono una cronista,
quindi non potevo limitarmi a quello, ai miei pochi metri quadrati che avevo attorno. Quindi ero sempre in contatto con associazioni e anche con giornalisti che seguivano quello che stava succedendo negli stessi mesi del Covid. Era singolare perché su Ecatimerini, che è uno dei principali quotidiani del paese, proprio nei primi giorni del primo mese di lockdown, tenete presente che la Grecia ha fatto un lockdown molto duro da subito, e tuttora il lockdown che sta vivendo il paese da sabato scorso, quindi da pochi giorni, è molto più duro del nostro. È chiuso completamente tutto. E dicevo, questa vignetta che era apparsa su Ecatimerini era drammatica alla fine, anche se voleva essere satirica. C'era in mezzo uno di quei soldati, quelli che fanno il cambio della guardia a Sintagma davanti al palazzo del governo, no? Quelli che vediamo marciare così. C'era questo povero che teneva le braccia aperte e teneva, da una parte spingeva fuori il Covid, dall'altra spingeva i migranti. E la Grecia, tutto il paese, era in mezzo e non sapeva dove guardare. Perché in quei mesi, di nuovo, l'aumento dell'arrivo di profughi su qualsiasi mezzo di trasporto, direi gommoni e anche vecchi cargo molto malandati, e non è mai stato così importante. Questo nell'assoluta indifferenza di tutti noi, dell'Europa, ma dico anche di noi, che d'altra parte è un'indifferenza che continua dal 2015, quando arrivarono a Mitilene, sull'isola di Lesbos, i primi gommoni che arrivavano sulle coste. Questi poveri scendevano e poi i più fortunati, quelli che sono sbarcati prima, sono riusciti anche a imbarcarsi in qualche traghetto, arrivare ad Atene e poi proseguire per il nord Europa. Non avevano nessuna intenzione di fermarsi in un paese che stava appena risollevandosi da una crisi economica micidiale. E questa povera gente ha continuato ad arrivare sempre. Lesbos, ricordiamoci che è l'isola dove sorge uno dei più terribili hotspot, che è il campo profughi di Moira, quello dell'incendio di qualche mese fa, di cui è tornato alla cronaca solo per questa ragione. Oltre a questo c'erano poi il mare di primavera in Egeo, cioè l'Egeo è veramente pesante anche in primavera, quindi ci sono state una piccola nave cargo che si è infranta sugli scogli dell'isola di Chea, che è un'isola abbastanza vicina all'Avrio, che è a est di Atene, e lì sono rimasti in quarantena in questa piccola isola 200 persone che erano a bordo. E dopo c'era appunto la rotta balcanica, quella che spingeva al confine del fiume Evros. Io non sono mai stata in quei luoghi ed è un desiderio che ho di andare. Sono luoghi contaminati con la Turchia, sono luoghi che hanno visto lo scambio di popolazioni nel senso oggettivo anche, no? Lo scambio etnico di cui non si parla quasi mai negli anni '20 fra tutti i turchi che vivevano in Grecia, che sono stati spostati in Turchia, e i greci che vivevano soprattutto nella zona di Smirne, ma Izmir adesso, quella dell'ultimo terremoto, tanto per intenderci, ma su fino a, non mi ricordo se addirittura Trebisonda,
e che sono stati spostati in massa, abbandonando tutto, e con questo scambio di pulizie etniche di popolazioni. E quindi l'Evros è sempre stato un fiume molto dolente e di scambio, non credo che siano riusciti a passare intanto in questo momento. So che avevano, cioè in quei mesi, so che avevano schierato, l'abbiamo visto anche sui giornali nostri, schierato l'esercito, i greci, ed erano stati anche, avevamo avuto uno scambio, mi ricordo, di battute su Facebook, perché tanti hanno detto: guardate cosa fanno i greci ai poveri migranti, li respingono. È vero, in certi casi l'hanno fatto, però ripeto, i 5 hotspot europei che sono in alcune isole greche sono letteralmente traboccano di gente, e il paese è comunque lasciato solo. Lo era prima, quando c'era il governo di Tsipras, e lo è abbastanza tuttora con Mitsotakis. L'unica cosa positiva, non so però i numeri, so che erano molto bassi, è il governo greco è riuscito a sensibilizzare alcuni paesi europei, fra cui ricordo adesso il Lussemburgo e la Germania, per mettere in protezione alcune centinaia, ma non sono tanti, di minori, perché i campi profughi sono pieni di minori non accompagnati, migliaia, che peraltro non vivono nei campi, ma vivono in zone di protezione della polizia, perché essendo minori vanno protetti, vivono in celle. Cambiando argomento, tu hai parlato dell'olio e del consumo di olio. Devo dire, l'olio è un capitolo del libro. Questo quando mi sono accorta che in poche settimane, non so quante, l'ho scritto, non vado a rileggerlo perché è veramente terribile, avevamo consumato 5 litri di olio. Allora è vero, cioè con l'olio i greci condiscono tutto, friggono tutto, è buonissimo l'olio greco. È buonissimo, e la produzione è importante, soprattutto la produzione di extravergine, molto di più di quello che produciamo noi e di che produce la Spagna, con un plus in più che quella famigerata bestiolina Xylella, come si chiama? La Xylella non è ancora arrivata, almeno per ora, quindi tutti gli ulivi sono in felice produzione, sì. Ci fai venire, tra poco è l'ora della cena e ci fai venire l'acquolina in bocca, perché immagino che tu descrivi anche questi piatti, la feta, esatto. Melanzane imam. Ecco, lì ho detto, veramente, ho fatto una domanda ai miei amici di Facebook: che faccio? Diminuisco l'olio nelle melanzane imam o cammino invece che 4 chilometri, ne cammino 6? La risposta direi che è stata unanime: cammina 6 chilometri. Sì. Saggio consiglio. Io ascolterei un altro piccolo saggio di questa, visto che parlavamo di saggezza, un altro piccolo saggio del libro che racconta magari qualcosa di più intimo di Macri, qualche tratto più personale, che so che è stato ritagliato dai 55 capitoli. È quello relativo al viaggio. Sì. Ogni viaggio è quasi una transumanza dalla riva sabbiosa dell'Adriatico veneziano agli scogli dell'Egeo e viceversa. Una transumanza complicata, con Kiki che cerca di fuggire dalla cabina appena vede uno spiraglio, Olga che frigna per tutto il viaggio in auto, Wanda in ansia perché trova che una nave tutta di ferro e senza un prato sia un luogo insopportabile che le inibisce cacca e pipì. Morbido si vedrà. Siamo in pochi su questa nave, qualche anziana coppia come noi sulla via della pensione e camionisti greci. In ogni angolo c'è un dispenser per disinfettarsi le mani.
Ne approfitto, a ogni passaggio rubo qualche goccia appiccicosa da strofinare con forza. 33 ore passeranno in un lampo, con Olga accoccolata sui miei piedi, morbido nascosta sotto le coperte, Kiki che guarda fuori dell'oblò. Massimo dorme e Wanda sospira. Io resto distesa in cuccetta a leggere un libro improbabile che mi sta prendendo moltissimo. La biologia delle credenze. Ecco un po' di Macri in questo, anzi molto Macri. La transumanza, mi piace tantissimo, la transumanza, non sono viaggi, sono transumanze, perché si porta uno zoo, è quasi se viaggiasse solo in nave, un'arca di Noè la sua. E forse c'è il tempo ancora per un'ultima domanda e poi magari anche un ultimo assaggio di questo libro, anche perché non vogliamo leggerlo tutto, perché sennò altrimenti togliamo la curiosità ai futuri lettori. Dicevo prima, la scoperta anche di personaggi, di persone, mi ha colpito, poi ripensandoci neanche più di tanto, mi ha colpito comunque la scoperta di uno di questi personaggi che in Italia è passato assolutamente sotto silenzio, ma poi pensando al provincialismo giornalistico italiano ho capito il perché. La Grecia ha risolto ed è, come dire, è transitata sul lockdown, sulla pandemia in maniera straordinaria, nel senso che ha avuto pochissime vittime e pochi contagiati. Ma questo noi in Italia non lo sappiamo. Noi abbiamo sempre e diamo sempre i numeri dei grandi paesi, Germania, Francia, Spagna, ma non raccontiamo poi piccole ma importanti storie come quelle della Grecia. E protagonista di questa avventura è un consigliere, il consigliere sanitario di Mitsotakis, che ha un nome ed un cognome, si chiama Sotiris Tsiodras. Nessuno di noi lo conosceva, ammetto, neanch'io non avevo mai sentito parlare. Cosa ha fatto quest'uomo per la Grecia e che cosa, come dire, l'avremmo definito un eroe se fosse stato in Italia, no? Come lo considerano i greci? Questo medico, consigliere di Mitsotakis per la pandemia, si è trovato di fronte a un compito veramente impegnativo. La Grecia ha cominciato a chiudere attorno a metà marzo. La Pasqua greca, mi pare, quest'anno sia stata il 19 aprile. A quel momento erano già iniziati i riti di avvicinamento alla Pasqua. La Pasqua ortodossa è la festa più grande, più sentita, più partecipata anche dai laici in Grecia e prevede anche una certa vicinanza nel rito. E quindi la prima cosa che si è trovato ad affrontare questo signore così vestito in modo un po' démodé, con gli occhialini di stampo antico, con questa voce molto ferma ma molto dolce, che ogni pomeriggio alle 6 dava il punto e dava le indicazioni al paese, ha cominciato veramente a dare, come si dice, un colpo alla botte, al cerchio, esatto. Ha cominciato a dire no, le chiese non si possono aprire, non ci si può scambiare, non si può partecipare al rito, la luce santa che parte da Gerusalemme non potrà essere distribuita come si faceva prima, che ognuno va a prendersi il lumicino e poi se lo porta a casa. E lo diceva in modo molto, molto imperioso e allo stesso tempo entrava nelle case dei greci
facendoli immedesimare in quello, nel problema. Diceva chiaramente: non siamo attrezzati dal punto di vista sanitario, non possiamo arrivare con le rianimazioni piene, non possiamo mettere in pericolo i nostri vecchi. I nostri vecchi hanno diritto a continuare a vivere, dobbiamo affrontare questo sacrificio. Rendetevi conto che questo Signore chiedeva ulteriori sacrifici a un popolo che ha visto dimezzati i propri stipendi durante il terribile decennio, a gente che si è trovata all'improvviso con un solo stipendio in casa, gente che ha dovuto chiudere le taverne che avevano appena riaperto perché non si poteva né bere caffè né mangiare niente, negozi che hanno chiuso perché non si poteva, il dettaglio era chiuso, attività che si sono fermate, meno attività industriali perché la Grecia non è l'Italia in questo senso, ma chiedeva ai greci veramente un sacrificio, ed è un sacrificio totale che ha pagato. I greci sono completamente affidati a questo medico greco, che è uno dei tanti emigrati in Australia, che poi ha fatto di ritorno con la famiglia e ha studiato proprio in Grecia. Si sono affidati, e quello che tutti temevamo, io per prima, avevo veramente paura, non si è verificato. I morti sono stati molto pochi, gli infetti sono stati molto pochi. Questo non ha impedito però al governo italiano di mettere durante l'estate delle, come si dice, restrizioni per chi voleva ostinatamente andare a fare la propria vacanza in Grecia, come aveva fatto tutti gli anni, raggiungere la propria isola. La Grecia non era così a rischio, eppure ha pagato un altro prezzo, contando ancora che la Grecia vive di turismo di più di noi, cioè non ha export, a parte che cosa? Feta e olive Kalamata, che cosa vediamo di prodotti greci, no? Anche il rebetico lo conosciamo molto poco, che è una musica bellissima. Anche il cotone, la Grecia era uno dei più grandissimi produttori di cotone. Stanno ricominciando adesso a produrlo e a coltivare i campi anche attorno ad Atene. Nel libro parlo di una piccola azienda che avevo scoperto in una visita a Samos, a Pitagorio, e che sono andata a conoscere nei luoghi con i grandi telai dove si sono rimessi a produrre oggetti tessili, tessuti, con cotone biologico certificato e anche coltivato in maniera solidale. Quindi quello che io ho visto era che nessuno si piangeva addosso, c'era uno spirito estremamente solidale, e questo Signore così innocuo ha fatto la sua parte. Durante la Pasqua c'è stato addirittura un artigiano del Pireo, se ricordo bene, che ha fatto una candela a sua immagine e somiglianza, giusto per ricordarlo. Per ricordarlo. Devo dire che lui adesso, in questo secondo lockdown, è un po' contestato. Non so esattamente quali siano le ragioni, forse perché adesso la situazione, come da noi, sembra peggiore e il numero cresce in modo esponenziale e quindi è molto, molto grave. Aggiungo una cosa che mi ha molto colpita, non so se amareggiata, cioè non volevo, non lo so. Io sono arrivata in Grecia nel marzo scorso, 6 giorni prima della chiusura dell'Italia. Sono tornata in Italia sabato scorso, il giorno
di chiusura, il secondo giorno di chiusura dell'Italia e lo stesso giorno di lockdown in Grecia. E questo ripetersi della storia mi ha veramente fatto dolore. Non aggiungo riflessioni perché le facciamo tutte, credo, ogni giorno. Che cos'è invece davvero l'ultima cosa che ti chiedo, che cos'è tra le tante quella che ti affascina di più di questo paese e che ti porterà a tornarci quanto prima? Il vento, il mare, il sole. E i profumi che questi portano in giro. Il vento, non puoi vivere in Grecia se non ami un po' il vento, perché è veramente presente sempre, però quando non c'è te ne accorgi, dici dov'è? E il vento porta tutti i profumi che ho imparato a conoscere. Il primo profumo molti anni fa era stato quello, perché era dicembre quando sono arrivata una volta via terra, sempre era quello dell'eucalipto, che a dicembre era un profumo veramente inebriante. E questa penisola, che si chiama penisola di Cavuri, che Cavuri vuol dire granchio, già abitare nella penisola del granchio è una cosa bellissima. Dopo, man mano che i mesi sono andati avanti e che le pinete, le spiagge non erano tanto abitati, c'erano i profumi di tutto. Ci vorrebbe un bel naso, io non ho un buon olfatto per poterli riconoscere, classificare, non ultimo quello del basilico, ecco. Il basilico, ho fatto quello che mi ha suggerito lei quest'anno. Ho preso il basilico, l'ho tagliato non tutto, ho sbagliato, lo so, dovevo tagliare tutto, va bene. Comunque l'ho tagliato non tutto, l'ho messo a testa in giù, l'ho messo al sole e l'ho seccato nel sacchetto di carta del pane, l'ho messo al sole e all'aria, l'ho fatto seccare e adesso me lo sono portato qui in attesa di tornare. Noi ti ringraziamo e visto che hai evocato il profumo del basilico non possiamo che concludere con la pagina nella quale tu parli proprio del basilico greco. – 5 maggio. È arrivata l'ora, il tempo è giunto, non si può andare oltre, bisogna agire, uscire, comprare e tornare. Così ho fatto nel primo giorno di Responsabili Libera Tutti. Primo round, missione fallita. Secondo round, idem. Mi sono intestardita e ho battuto palmo a palmo voli acmeni e i paesi vicini. È mai possibile che in questo paese non si trovi una piantina di basilico? Di basilico, dico. In Grecia, aggiungo. È il tempo di piantarlo e di farlo crescere. Lì fuori stanno fiorendo le ginestre di maggio e Atene si sta preparando all'esplosione viola della giacaranda. Il basilico deve abitare la terrazza e lasciarsi annusare e inondare l'aria di casa con il suo intenso profumo. Ha foglie larghe, come quello italiano, o piccolissime, come alcune specie greche. Estivo o invernale, non importa, voglio il basilico, l'erba dei re. Basilicos. Ho fatto fatica a trovarlo. Di vivaio in vivaio la risposta è sempre stata la stessa. È finito. Arriverà più avanti. Non ne ho più. Vuole menta, origano, timo, lavanda? No, voglio basilico. I greci costretti a casa ne hanno fatto incetta. Alla fine, a Vari, una signora enorme, dai capelli biondi, tutta vestita di nero e con mascherina coordinata, mi ha consegnato 2 piantine, le ultime peraltro. Le ho già rinvasate e ora attendo con ansia che crescano, che si facciano belle come quelle dell'anno scorso. Ne andavo fiera ed erano una fonte inesauribile di profumo e gusto. In Italia non riesco mai a farlo crescere bene, solo qui può davvero essere così maestoso da ornare l'entrata delle chiese, così profumato ed esagerato da essere coltivato da 5.000 anni, da essere posto tra le mani dei defunti nella certezza che sarà loro garantito un viaggio sicuro verso l'aldilà.
da essere celebrato come simbolo di fertilità, fortuna e ricchezza. Grazie. Questo è il diario greco di Macri Puricelli. Speriamo di avervi, come dire, acceso due desideri: quello di leggerlo, perché è davvero un libro bellissimo, e quello di poter vivere le esperienze che ha vissuto Macri, magari visitando questo straordinario paese che è nostro vicino, che è al di là del mare, che si chiama Grecia. Grazie ancora. Grazie.